Domenica 31 maggio in Veneto si vota per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione, oltre che per i sindaci e i consigli di 34 comuni. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla presso l'ufficio elettorale del comune di residenza. Come si vota? Si può votare solo per il candidato presidente tracciando un segno sul nome e o sul contrassegno a fianco del nome. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore della coalizione collegata, composta da tutte le liste che appoggiano quel candidato presidente. Si può votare per un candidato presidente tracciando un segno sul nome e o sul contrassegno di tale candidato e per una delle liste provinciali adesso collegate tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Si può votare a favore solo di una lista provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della giunta regionale a essa collegato. Si può votare per un candidato presidente tracciando un segno sul nome e o sul contrassegno di tale candidato e per una delle liste provinciali a esso non collegate tracciando un segno sul contrassegno di una di tale liste, cosiddetto voto disgiunto. In tutti i casi in cui si sceglie di votare per una lista, si può anche esprimere un voto di preferenza per un candidato a consigliere regionale della lista prescelta, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome di tale candidato. Informazioni e dati, Regione Veneto.